Venezia, consiglio comunale infuocato, il sindaco Brugnaro non si presenta e annuncia, ne parleremo nella prossima seduta, fischi e urla, l'opposizione invoca le dimissioni, siamo come sulla Titanic. Brugnaro indica la strada, la sua maggioranza si va avanti, fioccano le proteste, all'esterno di Ca' Farsetti scoppiano tapperugli con cittadini e manifestanti che vogliono entrare in aula e chiedono che la giunta vada a casa. Dal carcere l'assessore alla mobilità Boraso fa sapere attraverso il suo avvocato di essere fortemente preoccupato per la sua famiglia, ma si dice anche pronto a difendersi dalle accuse. Nelle oltre 170 pagine dell'ordinanza di custodia numerose intercettazioni, una Boraso dice di voler fare una causa milionaria al Comune di Venezia per la vicenda della società Park 4.0. Siamo esterrefatti che il sindaco abbia sempre dormito sonni tranquilli non adottando strumenti di prevenzione della corruzione a tutela della città di Venezia, dillo il segretario generale della CGIL di Venezia. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa del Redentore presieduta dal Patriarca Moraglia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la bufera politico-giudiziaria che si è abbattuta sul comune di Venezia, dove oggi pomeriggio era in programma il primo consiglio comunale dopo il blitz delle fiamme gialle in seguito all'inchiesta coordinata dalla Procura e per tutti gli aggiornamenti su questa infuocata seduta ci colleghiamo con Filippo Fois. Ca' Farsetti. Buonasera Filippo. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da una sala consiliare a Ca' Farsetti che è molto diversa rispetto a quello che era appena un paio d'ore fa. Come vedete non c'è nessuno, non c'è pubblico, non si riesce a vedere perché siamo un po' indietro, ma non ci sono neanche i consiglieri di opposizione che hanno lasciato l'aula assieme al pubblico che fino a poco prima aveva assistito al dibattito in segno di protesta perché oggi sono andate in scena due diverse idee, due diverse letture dei fatti che stanno interessando l'amministrazione comunale. Da una parte quella della maggioranza che sostiene che si tratti di una vicenda giudiziaria della quale bisognerà attendere i tempi, dall'altra quella delle opposizioni secondo le quali si tratta invece anche di una questione politica che deve essere risolta il prima possibile. È stato chiesto più volte che il sindaco Luigi Brugnaro venisse in aula a fare chiarezza su quello che sta accadendo, ma ripercorriamo quello che è successo in queste ultime ore nel primo servizio. Fischi, urla, richieste di dimissioni, tensione in Consiglio Comunale a Venezia il giorno dopo l'inchiesta della Procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro e portato in carcere l'assessore Renato Boraso. Il primo cittadino, dopo una riunione di maggioranza in mattinata, ha deciso di andare avanti e non si è presentato nel pomeriggio all'assemblea affidando alla presidente Ermelinda Damiano la lettura di una lettera. Sarò io stesso a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione in uno dei prossimi consigli comunali per riferire a voi consiglieri e a tutta la città non tanto sulle questioni giudiziarie che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria, quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate e inerenti all'indagine stessa. Non oggi, perché non ho alcuna intenzione di trasformare l'Aula in un campo di battaglia, senza Le opposizioni incalzano, troppo grave quanto accaduto, così Gianfranco Bettin, capogruppo Verdi Progressisti. Noi non chiediamo la condanna di nessuno, chiediamo un chiarimento politico. Siccome il chiarimento politico non avviene, a noi sembra che questo sia un elemento in più per chiedere un azzeramento politico, e cioè che la città non abbia la necessità di andare avanti anni con l'apice della propria amministrazione che tratta questioni, investimenti, che si presenta al mondo con il vertice indagato per corruzione. Questa cosa non è sopportabile, lo capite che non è sopportabile. L'unica soluzione è l'azzeramento, le dimissioni dell'amministrazione, il ritorno alle urne e il cambio della Dopo
una sospensione il Consiglio decide di proseguire con i punti all'ordine del giorno come se nulla fosse successo, tra fischi, urla e polemiche. Qui c'è un problema anche di regolarità del Consiglio. Avete votato delibere senza che sapessimo cosa stava dicendo la Presidente del Consiglio. A questo punto qua, quelle votazioni che senso hanno? Che regolarità? Questa cosa di voler andare avanti come il pianista sul Titanic è una sfida alla città e rischia anche il ridicolo. Questa cosa davanti al Tribunale di Venezia, davanti al quale pende attualmente. E questo dunque erano le voci di questo Consiglio Comunale, veramente molto acceso, come era ampiamente prevedibile. Dobbiamo ricordare che non ci sono solamente le posizioni del sindaco Brugnaro e dell'assessore Boraso sul tavolo, ma anche di altri indagati che sono tra le più alte cariche tecniche del Comune e anche delle società partecipate del Comune di Venezia. Molto pubblico, dicevamo, tanti esponenti della società civile, di associazioni, comitati, c'erano anche i centri sociali e non sono mancati momenti di tensione per assistere al Consiglio Comunale in Aula. Di Roma, dove ci sono stati dei È il sindaco che deve dimettersi, noi cittadini! fuori Brugnaro dalla laguna! Fuori Brugnaro dalla laguna! Evidentemente il sindaco che oggi ha scelto di non presentarsi spera che anche la cittadinanza faccia come lui, e quando vengono fuori i problemi, al posto che partecipare e esserci e rendere conto delle porcate di cui lo accusano, cosa che i cittadini dicono da anni, spera che anche la cittadinanza faccia come lui, stia a casa sua, non si presenti e non partecipi ai momenti che invece dovrebbero essere sacrosanti. E adesso, uno, Brugnaro non si presenta, e due, quello che dice è che c'è già un ordine del giorno. Ma questi pensano di poter andare avanti a discutere un ordine del giorno mentre l'assessore alla mobilità è in galera, mentre il sindaco è inquisito? Qui c'è la cittadinanza che ci tiene a Venezia e che non è disposta a vederla trasformare in un portafogli come piace a chi scappa oggi, a Brugnaro, a Venturini, a Zuin e anche a chi non c'è perché è in galera, forse il Consiglio Comunale lo fa in diretta. E queste dunque erano le voci anche delle manifestazioni di dissenso che si sono registrate qui in Consiglio Comunale, dove, come detto, adesso è rimasta solamente la maggioranza, che sta votando tra l'altro dei provvedimenti che riguardano il riordino dell'area dell'ex Umberto I a Mestre. Domani ci sarà un nuovo Consiglio Comunale a Mestre, per cui vedremo cosa succederà in questa nuova circostanza di incontro tra le parti. Per ora ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois e a Nicoletta Rizzetto per la collaborazione tecnica. Intanto l'assessore Boraso, in carcere a Padova, è provato ma determinato a difendersi, a dirlo il suo legale, mentre il collega che difende il sindaco Brugnaro si dice esterrefatto per delle accuse che sono inspiegabili. L'ho visto provato, penso soprattutto alla sua famiglia, alla mamma, alla moglie. Ma l'ho visto anche però determinato, devo dire la verità, determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio che il suo operato è sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza. Nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova, l'assessore Boraso parla tramite il suo legale, non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma, ma è intenzionato a difendersi. Si è studiato l'ordinanza, ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto, attende di vedere il fascicolo. Per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contezza degli atti di indagine, proprio per, a mio modo di vedere, per dimostrare proprio la sua innocenza. Ecco. Dal canto suo, l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi. Non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio, non ho ancora gli atti, ho solo l'ordinanza. Spero che domani mi vengano depositati gli atti
e quindi poi glieli porterò in carcere e cominceremo a studiarli. Esterrefatto, proprio come si è definito il suo cliente, l'avvocato del sindaco Brugnaro. Esterrefatto per 2 ragioni. La prima perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia, non ha subito alcuna perquisizione, per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti di indagine. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia, non riusciamo a ragionare, perché non ci spieghiamo il senso dell'accusa. Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Questa area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso, Rampinelli spiega. Il sindaco l'ha letta sui giornali, quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiuti alle campagne elettorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione. Intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti. Il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere, ma ha spiegato ha ancora tante cose da fare per il Comune di Venezia prima della fine del proprio mandato. Quindi questo è proprio escluso. Non farebbe il bene della comunità veneziana. Quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza? Io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro, ma di certo non si nasconderà da nessuna parte perché non ha nessuna ragione. Le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi, ha dichiarato il procuratore Cherchi, ascoltato in commissione antimafia, ma non sono emersi, ha concluso, collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata. Era un'attività autonoma. Numerose le intercettazioni che compaiono nelle oltre 170 pagine dell'ordinanza. Sentiamo. Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso per il C, come ho sempre detto. A parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 SRL da parte dell'assessore, che dovrebbe, si legge ancora, esclusivamente perseguire l'interesse del comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il comune che in teoria dovrebbe rappresentare. Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli, si legge ancora nell'ordinanza, come se fosse lui il titolare della Park 4.0, che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore, venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali, come dichiarato dal procuratore Cherchi. Noi abbiamo sempre, non solo in questo caso, ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente, perché bisogna valutare come vengono dette, quando vengono dette, come vengono rapportate tra i soggetti. Si può scherzare, si può dire cose serie. Ecco, noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose, come dire, serie, cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi, con gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato con, come ho detto prima, con intelligente partecipazione all'indagine. Tra quelle più rilevanti, oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza, anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese, l'altro arrestato e portato in carcere. Ascoltami, si legge, quando è a posto con l'operazione, siccome tu mi hai dato una mano e tutto, io ti faccio un bonus di 200.000. Non ti ho detto niente, tu non sai niente. Il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie. Appresa la notizia, nota al GIP Scaramuzza, l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa.
E tra le varie intercettazioni nell'ordinanza ne viene riportata una tra il sindaco Brugnaro e l'assessore Boraso, in cui il primo cittadino gli dice: tu non mi ascolti, devi stare attento. Sentiamo. 17 marzo 2023. Il sindaco Luigi Brugnaro striglia all'assessore Renato Boraso: tu non mi ascolti, tu non capisci un cavolo, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare. È un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza, perché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Alle parole del sindaco, l'assessore intercettato replica: cambio anche il telefono. Brugnaro sbotta: ma non è il telefono, ti hanno messo gli occhi addosso, stai attento a queste robe qua, devi estirparla. In un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore: ascoltami, ho guardato un poco di lottizzazioni, quella di Luca che ha un sacco di robe, non ci sono gli accessi sulle strade, le ho prese in mano, adesso le sblocco il prima possibile, gli ho dato in mano tutto a lui, tu cerca di non intrometterti, lascia che la veda lui. In primo luogo, scrive qui il GIP nell'ordinanza, il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile, citando espressamente quelle di Gianluca Vidal, Rione Pertini, però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi avendole affidate ad un'altra persona. E tra le tante reazioni all'inchiesta sentiamo quella del segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano. Serve un passo indietro per dare un messaggio chiaro alla città. Legalità, trasparenza sono valori imprescindibili e fondamentali e la lotta alla corruzione è una lotta che si deve fare ovunque, dall'amministrazione come nelle sue società. Per questo serve un piano anticorruzione più forte, più radicale, che eviti fenomeni e possibili fenomeni corruttivi. In tutti questi anni siamo stati criticati e attaccati perché chiedevamo più presidio pubblico, più personale, più autonomia della dirigenza, un ruolo più forte dell'amministrazione con meno appalti dove le imprese disoneste cercano di infilarsi. Per questo serve un messaggio molto chiaro a tutela dei lavoratori, a tutela delle imprese oneste, a tutela di tutta la comunità. Non possono essere cittadini e lavoratori a pagare sulle loro spalle i costi della corruzione politica, e per questo serve non avere alcun dubbio sulla trasparenza di chi ci amministra e su dove stanno le istituzioni pubbliche, dalla parte dei cittadini, dell'interesse pubblico e non dell'interesse privato. Torniamo ora alla morte di Alex Marangon. Saranno determinanti gli esiti delle analisi tossicologiche sul 25enne per stabilire se avesse o meno assunto sostanze psicotrope. Se così fosse, potrebbero non essere del tutto attendibili le dichiarazioni dei testimoni che avrebbero ingerito i medesimi allucinogeni. Troppi misteri ancora sulla morte di Alex Marangon. Gli accertamenti effettuati sul luogo della tragedia all'abbazia di Vidor non avrebbero consentito di arrivare ad una vera svolta. Il sopralluogo dei vigili del fuoco che si sono calati dal terrazzo dove si ipotizzava potesse essere caduto il ragazzo non avrebbe dato esiti positivi. Nessun ramo rotto, nessun pezzo di stoffa, di vestito che possa far pensare alla caduta. Ma tra la fine di luglio e i primissimi giorni di agosto dovrebbero arrivare gli esiti degli esami tossicologici effettuati durante l'autopsia sul corpo di Alex Marangon. Se fosse dimostrato che il giovane avesse assunto delle sostanze psicotrope o allucinogene, le medesime ingerite dai partecipanti all'evento, questo potrebbe rendere le loro dichiarazioni non del tutto attendibili. Come potrebbero aver avuto la lucidità di sentire, vedere o percepire? Quelle tisane, ha spiegato il capo della procura Marco Martani, potrebbero avere delle conseguenze a livello psichico molto forti e quindi non sappiamo se i ricordi delle persone possono essere annebbiati dagli effetti psicotropi. Se la procura tornasse all'ipotesi iniziale di morte in conseguenza di altro reato, chi ha portato o reso disponibili quelle sostanze potrebbero essere indagati per favoreggiamento alla cessione di stupefacenti. Gli organizzatori, i due curanderi, ma anche il proprietario dell'abbazia. Rimane comunque in piedi per ora il fascicolo per omicidio volontario, ma nessuna pista viene esclusa. Un caso non facile, hanno spiegato gli inquirenti. All'appello mancano ancora i due curanderi, Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che presto saranno ascoltati dai carabinieri. Secondo quanto hanno riferito agli investigatori, alcuni dei partecipanti al rito sciamanico, dopo la scomparsa di Alex, sarebbero andati a cercarlo nel bosco vicino al Piave.
ma l'oscurità ed il momento avrebbero reso le ricerche ancor più difficili. La certezza: l'allarme è stato dato intorno alle 6 del mattino, poi sono scattate le ricerche a tappeto nella zona fino a quando il corpo di Alex è stato visto sul Piave a Ciano del Montello. Le gravi ferite riscontrate hanno poi posto tanti interrogativi. Aggredito, una fatale caduta, ma da dove? Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica prossima, 21 luglio, dalle 19 in diretta su Antenna 3, la Santa Messa del Redentore celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Per l'occasione ricordiamo che il TG di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi. La sigla subito dopo il meteo. Arrivederci.